Vai, ce la fai. Mettiamoci davanti alle iscrizioni. Allora, segretario Pierluigi Bersani qui a Portogruaro, assomiglia un po' alla sua provincia piacentina, qui c'è l'entusiasmo dei tempi migliori. ma l'entusiasmo c'è dappertutto, qui a casa mia, ma in tutta Italia, sto girando l'Italia. Le abbiamo volute queste primarie, le ho volute aperte, ci abbiamo creduto e sta venendo fuori una buona cosa, praticamente, perché si vede che la gente ha voglia di partecipare, voglia di avere insomma, una politica che riesce a stare sulle strade, in piazza, in contatto con la gente, e questo sta facendoci crescere e dà un po' di speranza anche a questo paese. Che cosa la distingue rispetto agli altri candidati segretari? Questo lo giudicheranno le persone. Io, una cosa che rivendico io è non ragionare mai per me, cercare di avere chiara qual è la classifica delle priorità. Prima l'Italia, poi il progetto del PD per l'Italia e poi le persone, il loro contributo, la loro responsabilità. Questa è la classifica. Io sono molto fedele a questo concetto. L'ultima cosa, un'altra persona si è tolta la vita per mancanza di lavoro in provincia di Venezia. Questo è il problema più grande che abbiamo. Io dico sempre che la prossima legislatura deve essere legata a due parole. Dobbiamo fare 5 anni su due parole, moralità e lavoro. Attorno a queste due parole bisogna mettere tutte le nostre energie, tutti i nostri programmi e anche creare una riscossa civica nel paese, dove si fa uno sforzo comune, ma dove chi ha di più è accettato di dare di più. Io credo che ce la stiamo mettendo tutta, almeno come PD, a me non piace che si dica i partiti, ognuno ha le sue responsabilità e le sue proposte. Noi siamo venuti via a malincuore dalla nostra proposta che gli altri non vogliono, che non dico la terra, può dare stabilità al sistema. Dopodiché ci siamo messi a discutere sulle possibili mediazioni, anche ieri abbiamo avanzato con questa nostra mediazione e quindi ragioniamo per arrivare all'obiettivo. E il nostro punto limite è questo: non possiamo avere una legge che dica in premessa che questo paese non è governabile, perché se arriviamo quella sera lì a concludere che l'Italia non è governabile abbiamo un problema, è un problema molto serio. Stiamo ragionando per il PD. Mettiamo davanti l'Italia. Abbiamo presentato ieri una proposta, mi auguro che possa essere una convergenza. Se c'è un po' di garanzia da questo lato, noi siamo pronti a chiudere. Credo che riesca a capire questi problemi. Beh, la gente comune non è così, la gente comune sa benissimo cosa sto dicendo. Ci sono due questioni, uno che il cittadino ci sia il suo parlamentare, si risolve, e l'altra è che il paese non può dare lo sbando e tornare a votare velocemente, anche questo la gente non Senta, nella protesta dei sindaci contro l'IMU, una e due, cosa pensa di questa storia del sequestro Spinelli? Nessun politico ha detto niente fino adesso. Ma cosa vuole che io non ne so nulla, dico solo che siamo un paese che ogni giorno è una sorpresa. Non ci penso, la magistratura penso che sarà in grado di appurare quel che è successo, devo pensarci io. Bersani, cosa risponde a Cacciari che ha detto che non andrà a votare e non ha capito niente dei vostri programmi? Cosa penso? Andrà a votare e si tirerà fuori da una grande partecipazione, voglio dire, a Cacciari, non so, con tutti i problemi, le code, le firme, eccetera, noi secondo me sabato saremo a 1 milione di preregistrati. Voglio dire, a Cacciari che l'altro giorno ero a Bari e ha chiesto di incontrarmi un ministro australiano che era lì sulle cose perché voleva sapere delle primarie dei progressisti italiani. Abbiamo gli esponenti dell'SPD tedesca verranno in questi giorni a seguire queste primarie. Non vorrei che mancasse solo lui, che vi voglio adesso andiamo, ma il PDL io mi augurerei davvero che le facesse anche lui, perché è salute per il sistema.
Dopodiché io capisco che le difficoltà, perché passare da un sistema diciamo quasi imperiale ad una democrazia nel giro di un paio di mesi è un po' così. Andiamo per il Grande! Grande! Però non può toccarmi Io devo dare il lato e io arrivo da Sassuolo, tenga presente. Molto Siamo alle ultime ore, come sta andando questo primo È uno spettacolo, francamente. Io ci credevo, ci ho creduto dal primo momento, le ho volute aperte, però sono diciamo, un successo di pubblico e di critica, come si direbbe un grande spettacolo. C'è tantissima partecipazione, la gente vuole decidere, vuole starci, vuole scegliere. Credo che abbiamo dato un contributo a avvicinare un po' la politica dei cittadini, anche se c'è ancora tantissimo da fare. Ecco, cosa c'è da fare ancora? La legge elettorale non c'è. Quella ci vorrebbe, anche ieri abbiamo avanzato un ulteriore proposta di mediazione, ormai penso che sia chiaro, noi ci siamo spostati dalle nostre posizioni per arrivare a un compromesso, abbiamo un punto limite diciamo, di questo compromesso, garantire una soglia di governabilità accettabile, perché la preoccupazione nostra è che lì il mondo possa concludere che l'Italia è governabile, però ragionando io ho fiducia che si possa trovare un'intesa. Se la PDL ci dicesse precisamente qual è il suo punto di caduta, diciamo qual è la sua proposta finale, credo che avere la maggioranza, governare eccetera toccasse a noi. Io sono per riproporre la nostra proposta, un doppio turno di collegio, secondo me resta l'unica proposta in grado di dare stabilità al sistema politico. L'accordo sulla produttività ieri, come la valuta? Ma io dico questo, penso che sia chi ha firmato sia chi non ha inteso firmare sia consapevole di quella decentrare, come è giusto la contrattazione, vedere anche defiscalizzazione. Può essere efficace solo se ci sono un paio di condizioni su cui ancora non c'è certezza. Primo, che si stia parlando di investimento, di innovazione, che questo lo si faccia per sospingere l'innovazione delle imprese. Secondo, che ci siano meccanismi di partecipazione, di rappresentanza, di rappresentatività dei lavoratori per diciamo, poter avere voce in questi processi di decentramento della contrattazione. Perché se no ci sono degli inciampi, se manca l'una o l'altra di queste cose, poi si rischia di non rendere efficace l'accordo. Quindi io penso che nei prossimi mesi ci sia la possibilità proprio attorno a questi due punti di riprendere il ragionamento, di un governo che si faccia parte del tiro, che si riprenda il ragionamento e si possa arrivare veramente all'unità del mondo